Ciao, mi chiamo Deborah Scapolan, vengo da Spilimbergo e sono un ambassador di Promoturismo FVG. Allora, io sono un ambassador dall'inizio, proprio da quando è proprio nato questo progetto, e ho visto appunto che veniva sponsorizzata questa opportunità sui social e ero da poco rientrata dall'Australia, da un anno in Australia, e ho pensato che fosse l'occasione giusta anche per avere un po' uno stimolo a scoprire di più il Friuli Venezia Giulia, che a tutti gli effetti conoscevo poco, anche soprattutto negli aspetti un pochino più particolari. Diciamo che ho colto l'occasione appunto sia come stimolo personale, ma anche appunto per raccontarlo dal mio punto di vista agli altri. Io in generale mi focalizzo soprattutto nell'ultimo periodo sui borghi, anche quelli un po' più piccolini, come per esempio appunto il borgo di Toppo, che pur essendo piccoli hanno comunque molto da offrire. Tra l'altro il borgo di Toppo è comunque tra i borghi più belli d'Italia, quindi assolutamente un'ottima meta da scoprire. Toppo è comunque un paese che fa parte del comune di Travesio, è nella pedemontana pordenonese. Io sono partita lasciando la macchina vicino alla chiesa, mi sono spostata all'interno del borgo, visitando anche sempre dall'esterno alcuni masi, che sono delle caratteristiche case che si trovano a Toppo. Il percorso è comunque ben segnalato, si arriva fino al Palazzo Toppo Wasserman e da lì poi poco lontano c'è la salita per andare a quello che è il culmine del borgo, che è il castello. La salita è comunque relativamente semplice, c'è qualche tratto un pochino più in salita, ma comunque ci si arriva abbastanza facilmente. Il castello è come un piccolo piazzale, diciamo così, un piccolo prato, appunto è visitabile tranquillamente, ci sono i resti del castello. A me piace molto il contatto con la natura, quindi comunque la salita al castello è stata molto suggestiva, anche perché poi comunque si passa dal bosco e si arriva in questa piccola radura dove c'è il castello, in cui proprio si apre. C'è un bel panorama sul borgo e comunque su tutta la pianura un pochino, soprattutto se c'è una bella giornata. Effettivamente da Spilimbergo saranno circa un 15 km massimo, quindi veramente è un bel borgo da scoprire. In assoluto Toppo merita una visita anche soltanto per la vista che si vede dal castello, che domina appunto la pianura con anche il borgo sottostante.